Samuele Stocchino, la tigre d'Ogliastra. Quello che fa paura di Samuele è che arriva sempre a un passo dalla morte, ma poi nemmeno la morte lo vuole veramente e lo rimanda indietro. Marcello Fois. Sardegna, anno 1928. In Arzana, un minuto groviglio di case ai piedi del Monte Idolo, nel cuore dell'Ogliastra, è notte fonda. Le strade sterrate, solcate dalle ruote dei carri, sono appena illuminate da una pallida luna. Il silenzio è spezzato soltanto dai passi circospetti di un uomo. È vestito con abiti scuri e un lungo mantello gli copre anche il volto. Bussa ad un vecchio portoncino. Va ad aprirgli un anziano signore, il calzolaio del paese. Ti aspettavo, dai, entra. Siediti lì, arrivo subito. Pochi istanti dopo è chino a prendere le misure ai piedi dell'atteso cliente. Quando saranno pronte? Tra una settimana. E quanto vi devo? Nulla, ne riparliamo quando torni. Finito avete, posso andare? Sì, ti aspetto fra 7 giorni. Mi raccomando, a quest'ora. L'uomo si alza ed esce dalla bottega, ma come fa ormai da tempo, non prende subito la via del ritorno. Si nasconde dietro un angolo e attende. Corrotto, lo sapevo. Il ciabattino, con aria trafelata, è uscito e si sta dirigendo verso la bettola del paese. L'uomo lo segue e poco dopo lo scorge al bancone del locale che parlotta col brigadiere dell'arma. Mararito, la spia gli sta facendo. Trascorre una settimana esatta. Nei pressi della bottega del calzolaio c'è un po' di movimento. Poi, la sera inghiotte 2 sagome che si appostano agli angoli della via. Sono carabinieri in borghese, pronti ad entrare in azione. Uno di loro nota qualcosa. Attenti, arriva qualcuno. Un'ombra minuscola si avvicina. Quando è davanti alla porta si ferma e bussa. È un picciochetto. Zitto! Guardiamo cosa fa. Il bambino tiene in mano una busta. Bussa ancora una volta, poi entra. Chissà chi lo manda. Andiamo a vedere. No, aspetta. Guarda. Il piccolo sta già uscendo. Si richiude la porta alle spalle e riprende la via da dove era venuto. Trascorrono i minuti, ma davanti alla bottega non accade più nulla. I 2 carabinieri cominciano a insospettirsi. Doveva già essere arrivato. C'è qualcosa che non va. No, aspettiamo ancora. Vedrai che fra un po' lo vedremo spuntare. Quando l'alba è ormai vicina, decidono di andare a parlare col ciabattino. Entriamo. Prima è meglio bussare. Vediamo se ci apre. Dentro, forza. Qui non c'è. Dove è finito? Guarda là fuori. Nel cortile, sul retro, appeso al ramo di un ulivo, c'è il vecchio che penzola col collo legato ad una fune. Madre santissima! C'è un biglietto qui a terra. Vedi cosa c'è scritto? È una minaccia. Ammazzati o lo farò con le mie mani. Ecco la busta che portava il bambino. Già, ma sai chi l'ha scritto? Un uomo solo può averlo scritto. Samuele Stocchino. Pur di non finire nelle sue mani, è meglio togliersi la vita. La fine parrà comunque meno crudele, perché quel nome, Stocchino, è sinonimo di terrore e di morte. In Sardegna sulla sua testa pende una taglia di 200.000 lire, la più alta di quei tempi. Da anni il bandito trascorre la latitanza in un rifugio celato dai rami della fitta boscaglia. Per bere deve recarsi a una fonte con il favore delle tenebre. Anche quella notte guarda il suo volto riflesso nell'acqua che scorre. Che brutta faccia.
Neanche al fronte ero ridotto così. I suoi ricordi lo riportano indietro nel tempo, quando aveva deciso di arruolarsi nell'esercito. Aveva soltanto 16 anni. Voglio partire volontario. Nome? Samuele, Cognome? Stocchino. Anni? 18. Perché vuoi entrare come volontario nell'esercito regio? Per servire la mia patria, l'Italia. Abile e arruolato. Avanti il prossimo! Lo avevano imbarcato su un piroscafo in rotta verso la Libia. Quel giorno Samuele Stocchino era felice. Seppur gracile di costituzione a dispetto di quel viso tondo quasi femmineo, dimostrò forza e determinazione durante le interminabili marce sotto il sole cocente della Libia. Lì imparò a conoscere l'odore della morte e a uccidere. La prima volta fu quando spedirono il suo plotone tra il Sibba e il lago Salato per proteggere lo sbarco della marina. Ancora oggi ricorda quella spiaggia e lui che correva all'impazzata. Dietro di sé poteva sentire i respiri affannati dei suoi compagni e il sibilo dei proiettili. Poi all'improvviso si era trovato di fronte ad un'ombra. Distinto, Samuele l'aveva trafitta con la baionetta. Non dimenticò mai gli occhi sbarrati di quel beduino che aprì le braccia morendo, come per cingerlo in un abbraccio. Il 28 giugno del 1914 Gavrilo Princip uccise l'erede al trono dell'impero austro-ungarico. Scoppiò la prima guerra mondiale. Stocchino, seppur afflitto da una brutta febbre polmonare, fu mandato al confine con l'Austria. Ma combattere non aveva più quel sapore eroico che l'aveva spinto ad arruolarsi. In guerra si combatte insieme ma si muore soli, scrisse a casa in una lettera. Un giorno fu lui a riceverne una. Caro fratello, devo darti una brutta notizia. Nostro padre è morto.